Gli archivi di Carlo Anti tra Padova e Venezia. Nella prima parte di questo intervento io darò conto di quanto si ritrova a Padova ed era depositato, e rimane ora al Dipartimento dei Beni Culturali, ed era al tempo depositato nell'Istituto di Archeologia. Un nuovo inizio, ho intitolato la prima slide, semplicemente perché queste cartelle depositate nell'ex Istituto di Archeologia, poi rinominato successivamente nei vari dipartimenti fino ai beni culturali, hanno un nuovo momento di attenzione, un rinnovato momento di attenzione nel 2006, quando a seguito di una divisione dipartimentale tra scienze dell'antichità e Dipartimento di Archeologia, dovendisi liberare un laboratorio a seguito di una nuova suddivisione dipartimentale, si ebbe modo di eseguire finalmente un riscontro completo di quanto, relativamente agli archivi, in quel momento si ricercarono entrambi, sia dei professor Anti e del professor Polacco, ancora si conservava in Dipartimento. Fu istituita una commissione dipartimentale, come spesso accade, di cui fece parte anche la sottoscritta. Al termine del riscontro, quanto reperito fu destinato in varie sedi. Una parte, per quanto riguarda gli elaborati grafici dagli anni 60 in poi, fu destinato al nuovo laboratorio di Ponte di Brenta, mentre le buste dei fondi d'archivio storico sia Anti, anche per quanto poco conservato in Dipartimento del professor Polacco, furono depositate al Museo del Liviano insieme a numerose lastre fotografiche, in prevalenza pertinenti agli scavi di Tettunis e all'attività del professor Carlo Anti in Egitto. Analogamente negli anni contemporanei o subito successivi, nel proseguo dell'allestimento del museo, il nuovo riallestimento al quale ho fatto cenno poco fa nella precedente relazione, l'allestimento nel quale si vuole reintrodurre o introdurre, perché non era mobilio specifico del museo, ma comunque mobilio storico del Liviano, e mobilio d'epoca, curato design Gio Ponti, si recuperò anche la fototeca storica dell'Istituto di Archeologia, destinata in origine a un locale apposito. Abbiamo letto, anzi vi ho fatto leggere nella relazione precedente, che appunto l'attenzione del professor Anti per la fotografia è sempre stata notevole, ne ha sempre fatto uno strumento di documentazione, l'abbiamo visto anche in altri e se ne è parlato anche ieri in vari interventi. Ecco, questa attenzione viene portata anche al dato didattico e di ricerca nella fototeca dell'istituto, alla quale viene proprio destinato un locale nella zona dell'istituto, mentre per quello che riguardava l'elaborazione delle fotografie, quindi il momento diciamo, di lavorazione tecnica e di studio didattico, questa doveva avvenire presso il museo. Quindi ci è sembrato naturale in qualche maniera nel nuovo riallestimento recuperare questo dato. Altri documenti erano nel frattempo emersi, sempre in fase di suddivisione dei vari amministrativa dei vari dipartimenti, ma anche in momenti precedenti. In basso a destra vedete la bobina di un filmato dell'Istituto Luce del 31 che illustra gli scavi di Carlo Anti a Tettunis nell'anno appunto di maggiore interesse, di maggiore diciamo, impiego delle energie sullo scavo riguardo all'area templare. E questo filmato appunto già nel 1977, grazie all'interessamento di una serie di giovani ricercatori del Dipartimento, in seguito anche alle segnalazioni dell'allora conservatore del museo, la professoressa Irene Favaretto, che portarono al riscoprimento della cassa di papiri, anche questo filmato fu recuperato, fu poi duplicato in videocassetta e recentemente, in occasione della mostra Egitto in Veneto, anche duplicato in DVD. Ma sempre in anni successivi, anche nel 95-96, dal cassettiere della biblioteca emerse, tagliata purtroppo in 5 settori, una grande mappa sempre del 31 della zona templare, indicante appunto la pianta generale dello scavo e anche gli stati di avanzamento e le proposte di datazione nei colori che vedete, una grande mappa di più di 3 metri che è stata digitalizzata del progetto
relativo anche a questa mappa se ne darà conto in altre relazioni di questo convegno. Quello che sono riuscita ad elaborare in questi anni, grazie anche nel frattempo all'inizio di 2 progetti fondamentali, uno l'Egitto in Veneto, che poi porta anche alla realizzazione di una tesi specifica sul fondo di scavo Tep Tunis, e di cui poi appunto vi verrà dato conto dalla dottoressa Deotto, e grazie anche ai progetti di ricerca e di recupero dei fondi papiracei, ho potuto elaborare quello che è un po' uno schema ad albero di quello che sono le consistenze e l'organizzazione di questo fondo ANTI per quanto si conserva in istituto, sì, in dipartimento, con una parte didattica, quindi di diapositive che chiamo di archeologia riguardanti alle lezioni che avete visto sul cassettino. In quella sezione anche sono depositate una serie di diapositive tratte da negativi a contatto che vengono estratti da documentazione di scavo, di cui poi vi daranno conto altre relazioni, e anche la sezione viaggi di istruzione, che anche quello è documentata perlomeno in un caso, in quanto del fondo rimane nel dipartimento, e poi una sezione scientifica della quale le parti di Cirene e di Tep Tunis sono abbastanza, diciamo, hanno una loro composizione abbastanza definita, organica, più Cirene di Tep Tunis, e naturalmente siamo partiti dal più difficile, la professoressa Zanovello si è preso questo compito da Tep Tunis, che era quello un po' più disastrato. Pensate che appunto Cirene aveva i suoi faldoni ancora completi, rimaneggiati, adesso la professoressa Zanovello vi darà conto di questo. Tep Tunis non aveva più neanche quelli, solo un caso di un faldone conservato, ma per il resto erano buste sparse, ma non si può neanche definirle buste, erano proprio diciamo fascicoli sparsi in maniera un po' informe in varie parti. Ma quello che poi è più interessante, che darà ancora adito a molte scoperte secondo me, e con questo proprio definisco questo nucleo e lascerei la parola al dottor Urbani, è quello che ho definito come varie. Perché? Perché questo nucleo è quanto ci rimane dell'archivio di ricerca del professore, perché ecco, bisogna definire questo fondo ANTI, per quanto rimane in dipartimento, essenzialmente un archivio di studio e di ricerca, non è un archivio personale. Di personale abbiamo, se possiamo definirlo così, una copia dattiloscritta della sua tesi di laurea sull'Arco dei Gavi, ma ha un senso definito, e adesso ve lo vado a spiegare. Per il resto appunto si tratta di attività scientifica e didattica, quindi pertinente la sua posizione di docente di archeologia. E qui queste varie purtroppo però sono documenti fascicoli anche questi, come Tep Tunis, e anche peggio spaginati. In alcuni casi con perizia e solerzia i tecnici dei laboratori di archeologia, che purtroppo a differenza di quanto Anti pensava nel progetto del Liviano, non ebbero mai la possibilità di essere ospitati in un laboratorio fotografico e grafico per pochissimo tempo presso il museo, ma successivamente furono destinati in locali in affitto in varie località, in vari luoghi all'interno della città, e quindi solo la solerzia dei vari tecnici fece sì che appunto di volta in volta, tra un cambio e l'altro, tra la fine di un contratto e successivo gli spostamenti, ci sono delle buste con scritto da Corso Umberto, quindi venivano raccolte semplicemente tutto quanto si trovava in quel momento di documento d'archivio, ma allora purtroppo ancora non veniva ritenuto tale, erano documenti di consultazione, e veniva portato nel successivo. Quindi questo è un momento, diciamo, sono momenti di difficoltà per questa serie di carte sparse, e altri momenti di difficoltà sono anche l'effetto
aspetto che effettivamente che capita proprio provato dal modo di riordinare e di vedere l'archivio del successore di Anti, che a un certo punto elabora una sua modo, una sua strategia, suddivisa anche in base ai suoi interessi, riordina e anche tiene per sé a parte una serie di documentazioni, comprese anche tutta una parte che appunto noi non abbiamo più, si può dire personale o comunque più legata anche ad attività altre rispetto a quella archeologica, e poi tutto questo settore bene o male estrapolato avrà un altro percorso che ci vede in comune con l'Istituto Veneto, ma di questo poi vi parlerà il dottor Urbani. Quindi questi fascicoli in particolare risentono, ma non solo questi, anche Teptunis, come vi spiegherà la dottoressa De Otto, risentono di questi spostamenti e di queste suddivisioni o scelte successive. Ed è interessante comunque che quanto rimane in questi fascicoli, per quanto si può vedere, è già molto interessante e indicativo. Ieri sono stati citati anche dal professor Bonetto per quanto riguarda la ricerca sui teatri antichi. Vorrei solo ricordare tutta una serie di fascicoli che vanno a riprendere il tema, adesso lo leggo perché non me lo ricordo. La busta che abbiamo in qualche modo raccolto noi, abbiamo alla 12 Eschilo, c'era una vecchia busta che abbiamo mantenuto e preservato, contiene fascicoli di appunti raccolti in camicie che ne indicano i temi, quindi c'è un minimo di ordinamento. E abbiamo scenotecnica, Agatarco, Eschilo in generale, elementi scenografici su monumenti figurati, scenografia della Magna Grecia, Coefore, Sette a Tebe, Persiani, vi ricordate, sono i temi menzionati ieri da Monica Salvadori e da Jacopo Bonetto. Quindi abbiamo proprio la documentazione del percorso di lavoro di raccolta dei documenti in vista di pubblicazioni. Questi sono i casi ricorrenti e questo spiega anche la presenza, a mio avviso, di una copia dell'Arco dei Gavi, della tesi. Vediamo rapidamente le cartelle che fanno più bella figura, diciamo, quelle di Cirene. Il riordino in corso, vedete a destra le cartelle nuove per lo scavo di i documenti Teptunis, i viaggi di istruzione, questo di Verona, che è stato rintracciato in album di pelle, ma ecco qui la busta dell'Arco dei Gavi che ha questi appunti, questi disegni di mano di Anti, poi saranno ripresi in una pubblicazione del 30 e sono visti anche successivamente, sono citati da Lanfranco Franzoni nel convegno del 90 riguardo allo studio che sull'arco intraprese Giovanna Tosi, quindi vengono consultati e sono tra i documenti che vengono dal laboratorio di Corso Umberto. Quindi sono documenti che sono stati condivisi, vissuti nel Dipartimento e forse per questo sono rimasti. Ecco, quindi questo è un po' il filone che li lega, che chiaramente va approfondito. Interessante, anche sempre legato ieri, al viaggio in Grecia 55. Qui vediamo una fotografia di Anti che gli ha anche cura di stampare anche ingrandita tra le rovine del Teatro Leneo, Atene, e anche altre buste interessanti con appunti e disegni di sua mano, documentazione di scavi del 38 del Ponte Romano, il Cortile Nuovo, anche questo è un argomento interessantissimo. Questi sono i fascicoli che vi ho fatto vedere e il seguito della storia sarà narrato dal dottor Urbani. Grazie.